Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vediamo cosa ci riservano le costellazioni in questo giorno di martedì 24 marzo 2020 e cosa possiamo ragionevolmente attenderci dagli influssi della giornata. Prima però, come di consueto, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi anche al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. La giornata dunque oggi è retta dal dominatore Marte, una giornata dunque molto combattiva, ma anche dagli influssi molto favorevoli per quanto riguarda eventuali progressi e guarigione su molti livelli. Marte infatti dà la possibilità di recuperare agevolmente e bene, sebbene appunto quando sia in posizione non sorretta invece ci conduca a esperienze e comunque problematiche di vario genere e natura. Non è comunque questo il momento dell'approfondimento riguardo il dominatore Marte, dunque vediamo invece in che termini oggi sarà comunque una giornata sorretta da Marte, tanto per cominciare perché abbiamo la Luna che si forma nuova alle 10:29 del mattino, dunque entriamo nella fase crescente. Questo è sempre un qualcosa di positivo per la realizzazione e la concretizzazione di alcune cose, dunque stiamo a vedere cosa succede e in che termini cambiano un po' le forze in gioco. Mescolando nelle informazioni anche le influenze, gli influssi dal punto di vista dell'astrologia moderna, abbiamo anche recentemente avuto lo spostamento di Saturno su Acquario che ha lasciato appunto Capricorno dopo aver portato non poche restrizioni di natura economica. Ora chiaramente questo slittamento nella casa ovviamente di Acquario e dunque in segno di Acquario ci porta sicuramente qualche percezione ancora di disagio dal punto di vista della libertà, qualche possibile nuovo piccolo focolaio. L'innesco potrebbe capitare proprio in particolar modo sotto l'azione di Marte, ma potrebbe anche voler dire che la gente comincerà a reagire. È possibile appunto che qualcuno cominci a combattere per queste libertà negate. Ovviamente sono previsioni e tentativi di interpretazione, poi il modo in cui si manifesteranno realmente su un piano di vista materiale e umano chiaramente non è così facilmente individuabile, stiamo comunque a vedere, le forze in gioco sono quelle, ritorno a dire, siamo in un momento di ripresa, il martedì dà uno slancio, dà forza, infonde anche delle energie di recupero, ma anche ovviamente dobbiamo guardare gli altri valori della giornata, ad esempio il fatto che la stella capo di questo giorno sia la costellazione Cancro seguita dal Leone. Abbiamo sia in prima che in seconda posizione due costellazioni di elemento compatibili con Marte, perché Marte porta occultamente i simboli di Ariete e Scorpione, Ariete fuoco e Scorpione acqua, dunque entrambe conciliano con Cancro e Leone. Dunque cosa significa? Che ovviamente si rafforzeranno i significati sia di Ariete che trova sostegno in Leone, dunque quella grinta, quella forza, quel coraggio o anche l'opposizione nei confronti delle forze costituite, dell'ordine, delle figure autoritarie e autorevoli, Scorpione crea un'associazione, un'alleanza con Cancro, dunque porta in luce non solo preoccupazioni chiaramente sul piano di vista emotivo ma anche della salute e anche un po' di atteggiamento dietrologista, cioè c'è un po' di dietrologia in questa giornata, la possibilità che appunto
si vada a rimuginare sugli eventi in modo piuttosto emotivo anche e talvolta inconcludente perché la costellazione Cancro ci dà una certa instabilità e Leone in opposizione toglie un po' di vigore alle nostre posizioni e alle nostre scelte. Nonostante ciò la giornata non sarà negativa, abbiamo comunque delle belle costellazioni attraversate dalla Luna oggi, un pochino c'è da segnalare questo doppio fluido di Toro, dunque la possibilità che si abbiano ancora dei fastidi, delle problematiche all'altezza della gola o comunque eccessi da un punto di vista sia verbale che soprattutto a tavola, attenzione. E questo accerchiamento della doppia costellazione di Toro che avviene alle costellazioni Acquario e Scorpione possono lasciare indurre a riflettere sulla possibilità che qualcuno debba ricorrere a qualche intervento legato alle vie respiratorie oppure problematiche di natura circolatoria, questo è anche possibile. A questo punto ovviamente stiamo a vedere, è comunque di base una giornata abbastanza costruttiva che offre delle opportunità, a maggior ragione per quanto riguarda le questioni legate all'alimentazione e alle attività legate a tutto ciò che riguarda il settore alimentare in genere. Bene, detto questo, chiaramente oggi, come qualsiasi altro giorno, ciascuno di noi riceve questi influssi, ma risponde a questi influssi in base alle costellazioni che ha nel proprio quadrato di nascita e come queste si alleano, collaborano in base agli elementi e ai significati con le costellazioni appunto attraversate dalla Luna oggi. Dunque è chiaro che stiamo guardando da un punto di vista generico e dunque appunto poi ciascuno di noi reagirà in modo differente. Bene, detto questo, vi invito nuovamente, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Noi ci ritroviamo qui con le previsioni di mercoledì 25 marzo 2020, domani, sempre alla stessa ora e sempre sul mio canale. Grazie per avermi ascoltato e a presto.